I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Agrigento, su disposizione del procuratore capo Luigi Patronaggio e del sostituto Gloria Andreoli, hanno eseguito il sequestro preventivo di 8 social card utilizzate per fruire del reddito di cittadinanza, che si aggiungono alle 11 già sequestrati nei giorni precedenti. I titolari delle carte sono tutti indagati a piede libero per i reati di indebita percezione del reddito di cittadinanza e falso in autodichiarazione. Il reddito di cittadinanza è una misura a sostegno al reddito familiare che spetta solo in presenza di alcuni requisiti che devono essere autocertificati dal richiedente, volti a dimostrare non solo la condizione di difficoltà economico-reddituale del proprio nucleo familiare, ma anche il possesso da parte dei componenti di alcune qualità morali. Tra questi ultimi, il legislatore ha previsto che la sottoposizione a misure cautelari personali o la condanna per gravi delitti di chi faccia richiesta del beneficio del suo nucleo familiare sia causa di esclusione del reddito stesso. I finanzieri, nell'ambito di una vasta indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno accertato invece che tra i precettori del beneficio indagati figurano soggetti sottoposti a misura detentiva per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, attualmente detenuti in carcere, nonché per reati associativi finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, furto e altri reati comuni. Tra le famiglie che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza vi è anche quella di uno degli esecutori dell'omicidio del giudice Rosario Livatino, condannato in via definitiva per omicidio, associazione a delinquere di stampo mafioso, oltre a 7 ergastoli. Tutte le posizioni illecite fatte emergere dalle Fiamme Gialle sono state segnalate all'INPS per la revoca e il recupero del beneficio economico. Una prima stima fa ritenere ammontante a circa 110.000 euro il danno per le casse pubbliche già accertato. Sono in corso ulteriori indagini per identificare altri legittimi percettori del reddito di cittadinanza.